Presentata dal governatore Zaia e dall'assessore Lanzarin la nuova delibera sulla sanità, importanti novità tra cui assunzioni e nascita di nuove figure professionali. Il presidente del Veneto sente il ministro dell'Interno, data delle elezioni 20 e 21 settembre, scuole aperte dalla settimana prima e sull'autonomia botta e risposta tra Zaia e Meloni. Il questore di Venezia, Mascio Pinto, annuncia nuove misure di sicurezza per far sì che la movida iesolana non sfoci in episodi di rissa come quello di sabato notte. Ennesima frode carosello delle auto di lusso, a scoprirla la polizia giudiziaria della stradale di Treviso, indagato un 56enne veneziano. Nuove polemiche a Mogliano Veneto, dove continua lo scontro in consiglio comunale per lo smaltimento dei rifiuti nell'impianto di Fusina. Anche a Mestre le difficoltà economiche derivate dall'emergenza sanitaria hanno spinto la cittadinanza a creare forme di assistenza e solidarietà con il sostegno dell'amministrazione comunale. Durante il nostro reportage sulle spiagge di Sottomarina abbiamo incontrato anche Marco Boscolo, Mister Europa 2013, che racconta i timori per la ripartenza della stagione post-Covid. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. E dunque partiamo dalla presentazione oggi da parte del governatore Zaia e dell'assessore alla sanità del Veneto Lanzarin della nuova delibera relativa proprio alla sanità. Ci sono importanti novità, tra cui nuove assunzioni e la nascita di ulteriori figure da inserire in organico. Vediamo. È una delibera epocale per il Veneto. È una delibera che si è potuto costruire semplicemente per un motivo, per l'esperienza. È la sublimazione di un servizio, di un percorso che abbiamo fatto. Però è una delibera che ci permette ancora più di dire, se tornasse il coronavirus, siamo ancora più performanti. La nuova delibera è stata presentata durante il consueto punto stampa del presidente Zaia e apporta nuovi cambiamenti. Ci saranno 100 milioni in più. Cresce, si potenzia, risponde anche da quello che è stato l'esperienza che è maturata, quindi potenziamento della rete ospedaliera, terapie intensive, semi-intensiva, differenziazione dei percorsi di triage all'interno dei pronto soccorsi, e poi si potenzia per quanto riguarda la parte territoriale, di collegamento tra il territorio e la parte sanitaria. Previste anche nuove assunzioni. Si cerca personale, il grande problema sarà quello del personale, soprattutto del fatto che alcune figure come gli infermieri rischiamo di toglierle dal territorio per l'ospedale o il contrario, quindi dovremo avere molta attenzione ed essere molto delicati in questa operazione. In ambito ospedaliero ci sarà un intervento modulabile nei pronto soccorsi con posizionamento di tende mobili per affrontare l'emergenza e potenziamento dei SUEM. Nasce poi l'infermiere di famiglia per l'assistenza domiciliare. Le assunzioni saranno 441. Confermate fino al 31 dicembre le USCA, 51 in Veneto, nate in piena emergenza come supporto. In ambito privato invece importanti novità per le RSA su 3 livelli. Un capitolo a parte è quello legato ai centri residenziali e alle RSA per anziani, in cui prevediamo appunto la figura del direttore sanitario, che andrà ad affiancare la figura del medico curante e del medico coordinatore, e che dovrà quindi aumentare quella che è anche la qualità, ma anche l'assistenza in queste strutture che hanno un carico assistenziale molto importante oggi. È prevista insomma una struttura qualora, si spera di no, ma qualora dovesse tornare una pandemia? Sì, il terzo livello prevede, nell'ipotesi che ci fosse una recrudescenza e quindi con numeri importanti, anche di individuare una struttura dedicata, un po' come è successo per gli ospedali, proprio per permettere un'assistenza ancora maggiore all'interno di questi centri e di queste strutture. C'è una data per le elezioni. Oggi il presidente Luca Zaia ha annunciato di aver sentito il ministro Lamorgese. Si va verso la conferma del 20 e 21 settembre. Io ho sentito il Ministro stamattina, mi ha confermato la volontà di provvedere alla convocazione delle urne per il 20 e 21 settembre. È la giornata delle date e benché ancora non ci sia un decreto, per quello c'è tempo fino al 27 luglio, il presidente Zaia inizia ad intravedere i nastri di partenza per la competizione regionale, cui poi bisognerà incastrare una data utile per l'apertura delle scuole. Consegna liste, deposito liste 20-21 agosto, inizio campagna elettorale quindi il 21 e poi pronti e via. E noi comunque siamo dell'idea comunque di aprire le scuole, adesso faremo una riunione, ne parleremo, però penso che si andrà verso il 14.
Non è una data ovviamente, ma una supposizione che il Presidente, che dovrà confrontarsi con l'assessore regionale Donazzan con la giusta dose di organizzazione, ipotizza possa permettere di far perdere agli studenti soltanto 3 giorni di scuola, lasciando spazio ai seggi. Prendono in carico la scuola il sabato, allestimento seggi, domenica e lunedì si vota, martedì si dovrebbe sanificare, mercoledì aprire. Questo è il programma che immagino si possa mettere in piedi. Capitolo Giorgia Meloni, che provocatoriamente questa mattina ha espresso la sua contrarietà nei confronti delle affermazioni del presidente Zaia, che ha ricordato agli alleati che hanno confermato l'appoggio alla sua candidatura alle regionali l'impegno per l'autonomia. Io non ho offeso nessuno, mi spiace che qualcuno si senta offeso, però confermo tutta l'intervista e dico anche che chi vuol fare un percorso in Veneto, la condivisione dell'autonomia non è un favore a me, ma lo deve fare ai veneti, perché i veneti vogliono l'autonomia. Tanto è vero che, se non ricordo male, nell'intervista ho detto: guardate che Fratelli d'Italia in Veneto ha votato l'autonomia. Forse non bisognerebbe leggere solo i titoli degli articoli. La leader di Fratelli d'Italia attacca: impegno per l'autonomia sì, ma in cambio quello per il presidenzialismo. Io non c'ho nulla contro il presidenzialismo. Guarda, io sono sempre stato eletto con il nome scritto, figuratevi. Penso che tutto quello che sia eleggibile da parte del popolo vada bene. E partirà invece sabato in via ufficiale da Mestre la campagna elettorale per il Movimento 5 Stelle, con il candidato presidente Cappelletti che rilancia Election Day e autonomia. Sarà il ministro a 5 Stelle Federico D'Inca con i consiglieri regionali del movimento a lanciare la campagna elettorale di Enrico Cappelletti, candidato alla presidenza, in vista delle elezioni sempre più probabili di settembre. L'appuntamento è per sabato 27 giugno all'Hotel Ambasciatori di Mestre, da cui partirà la lunga estate dei grillini veneti. Noi già a febbraio praticamente avevamo le liste pronte da presentare per le elezioni che ci si aspettava potessero essere tenute naturalmente a maggio. È accaduto l'imponderabile, in questo periodo abbiamo assunto un atteggiamento credo di grande responsabilità. Tra poco quindi inizia ufficialmente la campagna elettorale e noi siamo pronti. Pronti nonostante le scosse telluriche registrate a Roma con il movimento che ha perso pezzi importanti, soprattutto a Palazzo Madama con l'addio della senatrice Alessandra Riccardi che passa alla Lega. Proprio in Senato la maggioranza è in bilico. Se naturalmente questa situazione, queste pressioni, queste defezioni continueranno, se non ci saranno più i numeri torneremo a chiedere il voto agli elettori e gli elettori valuteranno. Ritornando in Veneto, il fronte su Cappelletti sembra compatto e proiettato all'Election Day, regionali, comunali e referendum costituzionale in un'unica soluzione. Quindi avremo indirettamente anche un risparmio rilevante per le casse dello Stato, riuscendo ad avere in un'unica data 3 consultazioni elettorali sostanzialmente. Quanto alla sostanza, è lo stesso 5 Stelle a rilanciare la madre di tutte le battaglie, quella sull'autonomia. La legge quadro che era stata predisposta dal ministro Boccia era pronta per essere discussa in Consiglio dei Ministri giusto prima di quello che è successo, insomma, da un punto di vista epidemico. Per cui c'era tutta la volontà per mandare avanti questo processo e io spero e credo che ci sia tutta la volontà per riprenderlo non appena questa situazione di emergenza economica incominceremo a lasciarla alle spalle. Cambiamo tema, parliamo di sicurezza perché il questore di Venezia Mascio Pinto ha annunciato nuove misure per far sì che la movida iesolana non sfoci in episodi gravi come le risse, come quella che abbiamo visto sabato notte. Partiremo da subito, già dal prossimo fine settimana, con azioni coordinate importanti, daremo maggior importanza anche a tutti quelli che sono i rilievi con le telecamere, quindi una videosorveglianza più efficace. Sicuramente provvederemo così a individuare immediatamente, nell'immediatezza, i responsabili di eventuali azioni pericolose oppure avvio di risse, insomma cose di questo genere. Pugno di ferro del questore di Venezia contro la movida violenta di Piazza Mazzini dopo la maxi rissa avvenuta sabato notte a Jesolo che ha visto coinvolti 30 giovani poco più che maggiorenni. L'annuncio è arrivato al termine di 2 tavoli svoltisi proprio a Jesolo. Il primo con sindaco e giunta, il secondo nel commissariato di polizia con i vertici di Carabinieri e Guardia di Finanza, 118 Protezione Civile e Jesolo Patrimonio. Con questo quadro ci prepariamo a affrontare un prossimo fine settimana dove non vogliamo assolutamente consentire
che un gruppo di persone, di ragazzi che vedono nello sballo il loro divertimento possa rovinare invece il fine settimana a tanti altri ragazzi giovani che vedono in Jesolo un divertimento sano. Basta ai pennicelli caldi, ma via ad azioni strutturate che portino all'eliminazione del problema. Ecco, questo è l'approccio forse nuovo col quale guardiamo queste problematiche. Sarà rinforzato il sistema di videosorveglianza in determinate aree, l'illuminazione pubblica e saranno dati dei DASPO. Ma il questore si rivolge anche ai gestori dei locali. Faccio appello anche ai gestori di locali perché questo problema della crisi diventi un'opportunità, cioè fare divertimento in maniera sana può portare la realtà jesolana a diventare un'eccellenza del divertimento. Quindi noi ci occupiamo di quelli che creano il problema, ma chi fa la gestione di questi locali deve farlo in maniera consapevole, cioè far funzionare i locali in una maniera rispettando tutte le misure di sicurezza, quindi far diventare il Covid un'opportunità. Frode e carosello delle auto di lusso, l'ennesima a scoprirla la polizia giudiziaria della stradale di Treviso. Perquisizioni e sequestri in abitazioni, studi di pratiche auto e autorivendite, tutti riconducibili all'organizzazione criminale capeggiata da un veneziano di 56 anni residente nella Marca, già noto nel mondo del commercio di veicoli, e da una 43enne rumena. A eseguire i provvedimenti dalla mattinata di ieri gli investigatori della polizia giudiziaria della stradale di Treviso, che hanno scoperto come i due soggetti, attraverso 2 autorivendite della provincia di Treviso, avrebbero acquistato in Germania circa 60 autovetture di lusso per circa 2 milioni di euro, poi immatricolate in Italia con fatture e autocertificazioni false. 12 in tutto gli indagati, nei guai anche un'agenzia pratiche auto di Treviso. In questo modo non veniva versata l'IVA. L'ennesima frode e carosello sulla quale la polizia stradale proseguirà le indagini destinate a far emergere l'implicazione di altri soggetti. E ora a Mogliano Veneto, dove continua lo scontro tra le forze politiche per lo smaltimento dei rifiuti nel nuovo centro di Fusina. Non si placano le contestazioni in Consiglio Comunale a Mogliano contro il progetto di implementazione degli inceneritori a Fusina. Alcuni consiglieri comunali di opposizione si sono ritrovati di fronte al Comune per esprimere la totale contrarietà al progetto di Veritas. Noi siamo contrari perché il progetto che è stato presentato in Regione l'anno scorso non tiene conto delle esigenze del territorio, o meglio, è un progetto sovradimensionato che brucerà quell'inceneritore, quell'impianto brucerà rifiuti anche che vengono da fuori bacino, brucerà probabilmente anche molti rifiuti che vengono dalla provincia di Treviso. Fra loro l'ex assessore all'ambiente Oscar Mancini. I rifiuti secondo noi devono essere ridotti e la parte residua è una parte minima che possa essere bruciata negli attuali impianti. Con queste azioni si potrebbe arrivare a produrre una quantità molto ridotta di frazione residua, evitando così la produzione di CSS e la necessità di nuovi impianti di smaltimento. Il sindaco nel frattempo ha lanciato una commissione d'indagine sull'iter dell'opera che l'opposizione ritiene inutile. Tutto è scritto e dimostrabile nella documentazione esistente, hanno detto. La replica del sindaco Davide Bortolato. Noi siamo favorevoli perché l'impianto, ahimè, è necessario. Oggi ha chiuso la centrale elettrica di Fusina che bruciava il CSS, che è la parte residua del rifiuto non riciclabile che viene trasformata appunto in combustibile, e quindi ha chiuso la centrale Enel di Fusina. Oggi il nostro CSS, quello del nostro bacino, e quindi tutta la provincia di Venezia, la città metropolitana di Venezia più il comune di Mogliano, viene portato fuori regione, viene portato in Lombardia con costi altissimi, quindi l'alternativa era quella di alzare la bolletta ai cittadini e noi non vogliamo. Vogliamo comunque continuare assolutamente nella strada del riciclo, vogliamo raggiungere, andare verso il riciclo totale e ridurre questa parte residuale che rimane di rifiuti. L'altra alternativa era quella di aprire una discarica, ma anche qui la nostra zona in particolare ha già dato. Ora torniamo a Venezia. Le difficoltà economiche derivate dall'emergenza sanitaria hanno spinto la cittadinanza a creare delle forme spontanee di assistenza e solidarietà, con il sostegno anche dell'amministrazione comunale. Sullo sfondo la grande bandiera di Venezia della Serenissima, la bandiera marciana, che
protegge il figlio prediletto, la città di Mestre, il grande cuore dei mestrini, che fino ad ora veramente si è dimostrato un cuore grande per la solidarietà di chi è più sfortunato di loro. Questi gli unici simboli esposti al gazebo in piazza Ferretto, che distribuisce gratuitamente beni di prima necessità alimentari a chiunque ne faccia semplice richiesta. Un'iniziativa di solidarietà che sta riscuotendo un successo crescente, unendo la città in una gara di generosità. Io credo che questo sia stato un periodo in cui si sono sviluppate tante di queste iniziative e noi abbiamo cercato sempre di favorirle per far sì che la solidarietà delle associazioni dei cittadini venisse fuori, emergesse, ed è un dato estremamente importante. Abbiamo avuto la perseveranza di insistere e grazie anche all'amministrazione comunale, in particolar modo l'assessore Boraso che ha sempre appoggiato la nostra iniziativa, e questa mattina abbiamo avuto una bella visita del nostro signor sindaco che ci ha fatto i complimenti e che ci ha dato l'opportunità di prorogare questa iniziativa fino al 15 di luglio. Ad esempio l'altro giorno anche Rotary Venezia Mestre Torre ha donato un camioncino, un furgone per trasportare le derrate alimentari. A Zelarino raccogliamo la spesa solidale e doniamo delle merci non deperibili. A Carpenedo, dappertutto, in tutta la città, a Venezia, i cittadini danno una mano ai cittadini, e questo è un simbolo di come la politica riesca a farsi da legame, da interfaccia con la cittadinanza nell'aiuto di quelle che sono magari le persone che hanno più bisogno in questo momento. E per sostenere l'iniziativa di distribuzione gratuita di alimenti si fa appello alle aziende di contribuire con nuove forniture. Servono anche nuovi volontari. Cosa spinge quelli che oggi erano in piazza Ferretto? È passata una signora e aveva la mascherina addosso, però quando è passata e mi ha chiesto se c'era qualcosa e gli ho detto di sì, questa signora ha fatto un sorriso gigante che neanche si vedeva, ma si vedeva dagli occhi. E ti riempie così tanto il cuore che non c'è un altro motivo per la quale lo fai solo per vedere la gente che sorride, e è molto bello, sì. È la testimonianza di Anna, una giovanissima volontaria che ha deciso di donare un po' del suo tempo per distribuire al prossimo borse della spesa cariche di cibo. Ci confessa che in realtà quello che lei stessa riceve è molto di più di quello che dà. È un aiuto concreto e c'è bisogno di concretezza, però quel sacchetto è pieno anche di altre cose che non si vedono magari, ma in realtà è pieno. Ah sì, è pieno di solidarietà, è pieno di voglia di dare un calcio a questa situazione che stiamo attraversando, a questo periodo difficilissimo che non voglio più nominare perché l'abbiamo nominato in tutte le salse, anche con inglesismi impronunciabili. Lasciamo perdere, vediamoci più avanti, speriamo di non continuare tanto questa iniziativa, non continuarla, che non vi appaia scabroso quello che sto dicendo, anche perché a quel punto avremo migliorato un po' le nostre condizioni, però finché ci sarà bisogno noi cercheremo di stare qui. Le proposte di aggregazione hanno una qualità diversa nella piazza Ferretto post-Covid. È bello che abbia ripreso tutto quanto a funzionare, che la gente non si vergogni, che chieda aiuto e che tu gli dia aiuto soprattutto, perché è fondamentale per la gente questo, è fondamentale per la comunità in generale proprio. Perché adesso c'è molto individualismo. Aiutare chi invece ha bisogno per noi è un valore che deve essere portato avanti come i nostri anziani ci insegnavano, hanno passato la guerra e tante altre cose, è giusto che i giovani imparino anche questo, perché noi speriamo di essere un po' di insegnamento anche per i ragazzi che saranno il nostro futuro. Circa 70 ombrelloni e 140 lettini da spiaggia sono stati sequestrati dagli uomini della Guardia Costiera di Caorle e occupavano abusivamente 1430 metri quadri di arenile a Porto Santa Margherita nei pressi della foce del fiume Livenza. L'intervento si inserisce nel contesto dell'attività di Mare Sicuro 2020, iniziata il 15 giugno, coordinata a livello regionale dalla Direzione Marittima del Veneto, che la Guardia Costiera esercita nel corso della stagione estiva per garantire una corretta, consapevole e serena fruizione del mare e degli arenili e assicurare in ogni momento un pronto intervento in caso di emergenze. L'attività, caratterizzata da una prima fase di acquisizione documentale e indagini, si è sviluppata successivamente con un sopralluogo insieme al personale della competente agenzia del demanio e ha portato alla denuncia dei responsabili dell'occupazione abusiva.
E continua anche il nostro reportage sulle spiagge di Sottomarina per vedere come sono ripartiti gli stabilimenti, e tra un ombrellone e l'altro abbiamo incontrato anche Mister Europa 2013. Qui è la mia vita, insomma, lavoro qui, sono nato in spiaggia e ho la fortuna di avere dei genitori che hanno uno stabilimento balneare e quindi mi sento molto a casa in spiaggia. Anche Mister Europa 2013 Marco Boscolo, Chioggiotto Doc, temeva per la ripartenza della stagione estiva a Sottomarina. È stata veramente critica essere proprio chiusi in casa. Io fortunatamente abito proprio vista mare, quindi in qualche modo mi consolavo, però l'idea di vederlo e non poter toccare la sabbia era veramente triste come cosa, sì, e anche a livello proprio poi c'è stata veramente una crisi abbastanza grossa, ecco, ci hanno detto all'ultimo minuto che si poteva aprire la spiaggia, quindi è stata proprio tutta una rincorsa velocissima per essere pronti, però dai, ce l'abbiamo fatta, ecco. Tantissime infatti le persone che hanno affollato le spiagge, soprattutto nel fine settimana. I numeri registrati finora fanno sperare in una stagione che può dare un ottimo esito, nonostante le difficoltà. Se il tempo tiene così, la gente arriverà e quindi l'economia insomma ritornerà a girare. C'è l'area di mare, c'è un mare che è bellissimo quest'anno, c'è un'acqua favolosa e poi la testimonianza puoi portarla anche tu che oggi sei qui in mezzo a noi, insomma. Ecco, quindi vi aspettiamo tutti quanti. Tenere Piazza San Marco all'asciutto fino a 110 centimetri è l'obiettivo del piano approvato ieri dal Provveditorato alle opere pubbliche. Sotto esame il progetto di costruttiva e Tesis che attraverso la ristrutturazione della rete fognaria, l'installazione di nuove pompe, paratoie e valvole nei cosiddetti gattoli mira a fronteggiare le maree di media intensità proteggendo l'intera area marciana. L'iter burocratico ancora lungo prospetta almeno 3 mesi per il progetto esecutivo. Altri enti dovranno esprimere il proprio parere prima dell'avvio dei lavori che durerebbero almeno 2 anni e il cui costo si aggira sui 35 milioni di euro. Era l'ultima notizia per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, come sempre TG Venezia torna domani, io vi lascio ora alle previsioni del tempo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo in prevalenza buono anche se sul nostro territorio è atteso un veloce passaggio instabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino sarà soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio alta probabilità di piogge che si verificheranno in modo irregolare sui settori montuosi piuttosto diffusi sulle prealpi e verso sera non si escludono dei fenomeni localmente anche fin sulle pianure. Temperature stazionarie minime fino a 20 gradi, massime tra i 24 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo condizioni di bel tempo nelle ore pomeridiane e serali, precipitazioni sui rilievi in estensione anche alle aree limitrofe pianeggianti. Temperature minime tra i 18 e i 20 gradi, massime tra 26 e 27 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, inizialmente tanto sole su tutti i settori della regione, col passare delle ore peggiorerà con qualche temporale. Temperature minime sui 17-18 gradi, massime invece fino a 28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3, arrivederci.